Mauro penso possa essere descritto come una persona semplice e con una forza incredibile, dove anche le sue debolezze si sono poi tramutate in forza e è stato un onore averlo conosciuto. Francesco Dal Pozzo ha conosciuto Mauro Benetton anni fa grazie al papà Toni, suo amico d'infanzia, un incontro che lo ha portato qualche tempo dopo a scrivere insieme a lui il libro La coccinella, nel quale Mauro raccontava la sua voglia di vivere nonostante la SLA che lo aveva colpito nel 2014 quando aveva 48 anni. La bestia, così definiva la malattia e così ne parlava un anno fa, quando aveva incontrato Mirella Tuzzato che con la sua associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi è stata da sempre accanto a Mauro e alla sua famiglia. Sto imparando a convivere con la bestia e il testamento biologico finalmente mi dà una mano. Supportato dall'affetto della moglie, delle due figlie e dei tanti amici, Mauro Benetton ha combattuto fino alla fine la malattia che lo aveva costretto a letto. Ma la voglia di vivere era più forte della SLA ed era questo il messaggio che voleva far arrivare a più persone possibile. Da qui è nato il progetto Cara SLA che ha coinvolto sin da subito, oltre Francesco Dal Pozzo, anche Patrizia Nappa ed Elvira Durante che hanno conosciuto Mauro in occasione della presentazione del suo libro. Il desiderio che Mauro aveva di portare questi valori, il messaggio dell'importanza della vita, del valore della vita, della dignità della persona, di estenderlo a più persone possibile, ma soprattutto ai giovani. Iniziano così una serie di incontri nelle scuole trevigiane per far conoscere la storia di Mauro raccontata nel libro La Coccinella, che grazie ad Elvira Durante, dama di Gran Croce degli ordini dinastici di Casa Savoia, arriva ben al di fuori dei confini della Marca. Il libro l'ho portato anche al principe Emanuele Filiberto di Savoia, che ha molto apprezzato, che gli è stato vicino, si è scritto con Mauro e ha dato disposizioni a Don Maurizio Ceriani, che è il delegato per gli ordini dinastici di Casa Savoia, di fare una cena a favore di Mauro. Francesco Dal Pozzo ricorda l'ultimo incontro con Mauro 2 settimane fa con il papà Toni e le sue parole. Vi saluto, cari amici. Sicuramente non intendeva saluto in quel senso, però ecco, lo voglio interpretare anche in questo modo.